Gabriella Genisi a Matera per presentare Terra Rossa. Questa volta il tema centrale è il lavoro illegale nei campi, la storia dei braccianti. Raccontiamo meglio che tipo di indagine svolgerà questa volta Lolita Lo Bosco. Lolita questa volta si occupa appunto di caporalato, che è un tema di stringente attualità in Puglia, ma diciamo in tutto il territorio nazionale. A morire questa volta è Suni di Gioia, titolare di un'azienda agricola modello, e viene ritrovata impiccata. Inizialmente si indagherà per un suicidio, poi si capisce che invece Suni è stata uccisa e viene setacciata la sua vita privata, ma in realtà poi l'indagine porta lontano, porta nell'ambito appunto del caporalato, di altri imprenditori agricoli, ed è un'indagine complicata.